Benvenuti a questo incontro di preghiera, pensato e voluto per riflettere insieme sul significato di custodire ogni vita. Custodire vuol dire stare accanto all'altro con attenzione, con delicatezza, rispettando e accompagnando il suo cammino, avendone cura e tenendo a cuore la sua vita come bene assoluto. Si custodisce ciò che è prezioso per noi, ciò a cui si tiene. Guardando come esempio Giuseppe, papà terreno di Gesù, possiamo imparare l'arte della custodia della vita. Gesù è cresciuto accanto a lui, che lo ha fatto diventare uomo, col lavoro delle sue mani, con la sua forza, con la sua umiltà e col suo amore. Questo ci aiuta anche a pensare alla necessità di cercare di custodire ogni vita nascente, fin dal suo concepimento, come capolavoro della creazione, speranza del futuro, orientato al bene e parola d'amore di Dio. Sarebbe bello se tutti noi, con l'aiuto del Signore, ci sentissimo chiamati a farci grembo di ogni madre in difficoltà, di fronte all'accoglienza di una nuova vita, e a cercare di farci custodi, l'uno per l'altro, come fratelli. Signore, tu mi scruti e conosci, sai quando sento e quando mi alzo, riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Di fronte alle spalle tu mi circondi, poni su me la tua mano, la tua saggezza stupenda per me è troppo alta, io non la comprendo, che sia in cielo agli inferi ci sei, non si può mai fuggire dalla tua presenza, ovunque la tua mano guiderà la mia. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. E nel segreto tu mi hai formato, mi hai intessuto dalla terra, neanche le ossa ti eran nascoste, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, i miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, amante della vita, che ci chiama a diventare annunciatori della sacralità della vita, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, nella preghiera di questa sera chiediamo a Dio di metterci in ascolto della sua parola per lasciarci riempire della gioia del Vangelo. Invochiamo ora il dono dello Spirito Santo affinché ci renda capaci di difendere e promuovere la vita. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Al di là di ogni illusione di onnipotenza e di autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi, ma ne è emerso però ancor più consapevolmente che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a se stesso. Siamo una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme.
Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine e dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma soprattutto per le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più. Le nuove generazioni, che hanno subito importanti contraccolpi psicologici. Molti di loro non riescono a guardare con fiducia al proprio futuro. Le persone anziane si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazione ed energia per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri. Molte giovani famiglie si sono trovate in situazione di povertà assoluta, con disoccupazione, precariato e conflittualità domestica. Dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San Giuseppe come modello di coloro che si impegnano nel custodire la vita. Tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe costantemente e in molti modi si prende cura delle persone che ha intorno, in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell'ombra, svolge un'azione decisiva nella storia della salvezza, tanto da essere invocato come custode e patrono della Chiesa. Sin dai primi giorni della pandemia, moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia per professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento. Sono loro la parte migliore della Chiesa. A loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. L'amore, amore,
Buonasera, io sono Luca Furlanetto e sono l'infermiere dell'Hospice Casa Antica Fonte. Vi ringrazio tanto per l'invito, per me è un onore essere qua e non nascondo la mia emozione, che è fortissima. Vorrei portare la mia testimonianza delle cure palliative. Ormai sono 30 anni che mi occupo di cure palliative, che faccio l'infermiere, e sono 13 anni che mi occupo di cure palliative. Attualmente lavoro presso l'Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio. L'Hospice è un centro residenziale di cure palliative. Ci occupiamo di assistenza ai malati affetti da patologie inguaribili, progressive e in rapida evoluzione, per le quali non è possibile una guarigione, bensì però è possibile una presa in carico globale per controllare i sintomi, ma non solo questi, ma soprattutto per alleviare la sofferenza e per restituire la qualità della vita e la dignità di persona al paziente e alla sua famiglia. Siamo un'equipe multiprofessionale, siamo un gruppo, quasi una famiglia vorrei dire, costituita da operatori sociosanitari, infermieri, medici, psicologi e volontari che donano il loro tempo gratuitamente, che stanno accanto, anche se in questo periodo di Covid è stato difficile riuscire ad aiutare con i volontari i nostri ospiti, i nostri pazienti, proprio perché non era possibile l'accesso. Come sappiamo, il termine di cure palliative deriva da pallium, mantello. Il mantello portato dai viandanti, il mantello che San Martino donò al mendicante infreddolito per ripararsi dalle intemperie, un pezzettino del suo mantello. E la leggenda narra che subito si schiarì il cielo e la temperatura si fece più mite. Allo stesso modo, le cure palliative, come un mantello, rivestono, coprono la persona malata, proteggendola dalla sofferenza, dal dolore, dalla paura e dandole qualità di vita. Ed è proprio la qualità di vita, fino al suo termine naturale, l'obiettivo delle cure palliative. Quando mi è stato chiesto di partecipare, mi sono fatto alcune domande. Mi sono domandato, ma perché ho scelto di dedicare la mia professione, il mio lavoro, la mia vita a prendermi cura delle persone che stanno morendo? Perché un infermiere, ma anche un medico, un operatore sociosanitario, un psicologo, si appassiona così tanto nell'accompagnare le persone ammalate e le loro famiglie in questo percorso di vita, di esistenza, da dedicarsi professionalmente e totalmente? Le risposte a queste domande le trovo in alcuni scritti della fondatrice delle cure palliative, Madame Cicely Sander. Madame Cicely Sander, fondatrice delle cure palliative, fondò il primo hospice a Londra, il St. Christopher. La Sander rappresenta l'equipe delle cure palliative, era infermiera, medico, assistente sociale e dedicò la sua vita alla ricerca scientifica, alla diffusione degli hospice, ma soprattutto ad accompagnare le persone nel loro ultimo viaggio. La Sanders ha sì fatto tante scoperte scientifiche, ancora oggi sono il massimo dell'evidenza in ambito scientifico, ma soprattutto ci ha dato un grande insegnamento, a prenderci cura delle persone. La Sanders ci insegna che la cura della persona è fatta di impegno personale e di attenzione ai piccoli dettagli. Dame Cicely Sander cita nei suoi scritti: spesso non avevamo nulla da offrire se non noi stesse, come persone, persona per persona, l'aiuto reciproco. Ed è proprio per questo, per l'attenzione ai piccoli dettagli, al prendersi cura della persona nella sua globalità, come ci ha insegnato Cicely, che ho scelto di occuparmi di questa fase della vita, forse la fase più fragile, più impegnativa, perché prendersi cura di piccoli dettagli vuol dire stare accanto alla persona sofferente, con un sorriso,
un tocco, una carezza gentile. Significa ascoltare ed essere presenti con rispetto ed attenzione alla dignità. Perché questi piccoli dettagli sono vita e sono esistenza, ma soprattutto perché è bello vedere sbocciare un sorriso da un volto impaurito e sofferente. Ed è bello veder nascere la speranza dove si vede solo buio e tristezza. Perché, come dice la Sander, sedersi accanto ad un paziente ed ascoltarlo è come agitare una bacchetta magica. Credo che al di là dello studio e della ricerca, noi ci occupiamo di queste persone fragili e delle loro famiglie per farle vivere serenamente, o il più serenamente possibile, e con qualità di vita, il periodo più brutto della loro esistenza. È per questo che ho scelto di occuparmi di cure palliative, perché come amava dire Cicely Sander, tu sei importante, perché sei tu e sei importante fino alla fine della tua vita. Vi ringrazio. Purtroppo non sono mancate manifestazioni di egoismo e di indifferenza, probabilmente nate da una malintesa affermazione di libertà e una distorta concezione dei diritti, come il diritto all'aborto e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un'esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell'umanità, né della democrazia. È quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. Bisogna capire che non c'è espressione di compassione nell'aiutare a morire. Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita. Ogni vita fragile silenziosamente sollecita ad essere custodita. Quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori dei tuoi spazi d'amore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale.
Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente di coloro che sono più fragili. È l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente. Come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, custodendosi a vicenda nel rispetto e nel bene. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. E Dio avrò cura di te. Se non vogliamo sprecare la lezione che ci sta dando questa pandemia, è importante che tutti si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, il suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta.
Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Vi saluto, piacere vedere un numero molto elevato di persone, molti giovani. Grazie della vostra presenza, credo che sia un momento bello, significativo questa presenza. I brani che abbiamo ascoltato, tratti dal messaggio dei Vescovi per questa 44esima giornata nazionale per la vita, sono molto belli, molto ispirati, sono stati letti anche bene. La custodia della vita, e più precisamente di ogni vita, come dice il messaggio, custodire ogni vita. La custodia di ogni vita deve costituire, io penso, il DNA del modo di pensare e di agire da parte di noi cristiani. Ha costituito, se ci pensiamo, il DNA del modo di pensare e di vivere di Gesù stesso. Non solo egli ha custodito ogni vita, ma ha dato la sua stessa vita perché ogni altra vita fosse custodita. Custodire significa sentirsi responsabile. Sentire cioè che in ogni realtà di vita umana, ma potremmo dire in ogni realtà di vita che c'è attorno a noi, anche non umana, anche del creato che abbiamo, in ogni vita e ogni realtà di vita, in qualche modo tu sei coinvolto, anche se non l'hai suscitata tu quella vita. Ugualmente, in una certa misura, ti appartiene e tu appartieni ad essa. Sentirsi responsabili perché si è coinvolti. Ed in effetti è proprio così. Noi esistiamo solo grazie ad altre persone che ci hanno dato la vita e a tante altre persone che questa nostra vita l'hanno custodita. E nello stesso tempo la nostra stessa vita ha valore e significato solo se sa prendersi cura, sentirsi responsabile e custodire altre vite. Altrimenti è una vita perduta, è una vita perduta. Una vita senza relazioni significative e vere è una vita senza senso. Non c'è di peggio al mondo di una vita di uno che si rende conto che non serve niente a nessuno. È disperante, ci si toglie la vita. In questo senso la figura di Giuseppe è una figura emblematica. Abbiamo appena ascoltato il brano del Vangelo. Egli ha saputo custodire la vita di Maria e di Gesù che lei portava in grembo, anche se a prima vista gli sembrava di dover disinteressarsi, sganciarsi da essa. Il suo primo impatto era questo, pensò di ripudiarla in segreto. La voce di Dio gli dice che deve custodire Maria e il figlio che sta prendendo forma in lei. E Giuseppe lo fa e continuerà a farlo per tutta la sua vita, anche quando dovrà prendere armi e bagagli e fuggire in Egitto, e diventerà il custode del Redentore, addirittura. Custodire ogni vita.
anche quelle vite che non sembrano importanti o sembrano solo un peso, e capita di sentire di fare questa esperienza, che la vita di qualche persona è un peso. Cosa, se ci pensiamo, che in qualche misura è capitata per ciascuno di noi, almeno in una certa misura, quando siamo nati, quando magari siamo stati ammalati da piccoli, quando abbiamo fatto dannare i nostri genitori. E forse capiterà prima di concludere la nostra vita, che potremo essere di peso a qualcuno. È molto probabile. Se noi ci lasciamo guidare dalla poca voglia o semplicemente dall'istinto immediato, noi ridurremo la nostra vita semplicemente a misura di quella degli animali, e direi anche peggio. Qualche sera fa ho resistito contro la tentazione di cambiare canale alla visione davvero inquietante di un documentario che faceva vedere qualcosa di tremendo che capitava nel nido di un'aquila. Era il canale 35, trasmettono spesso questi documentari alla sera. La femmina dell'aquila aveva deposto 2 uova da cui erano nati 2 pulcini di aquila. Uno prima, più grosso, e uno dopo, più piccolo. Ebbene, era veramente terribile. Da un lato volevo cambiare canale, ma ho voluto continuare. Era terribile guardare il più grande che ad un certo punto ha cominciato a infierire sul più piccolo fino a ucciderlo, davanti agli occhi indifferenti dei genitori che continuavano a nutrire lui, più grosso e più spavaldo, invece dell'altro. E mentre guardavo questa scena terrificante, pensavo: inutile farsi meraviglia, inutile dire guarda che crudele è la natura. È quello che purtroppo succede tra noi umani. È quella canzone, essere umani. Purtroppo, se noi ci comportiamo a volte secondo il nostro istinto, non siamo umani, siamo bestiali. È la cultura dello scarto, che elimina, senza che nessuno se ne faccia più meraviglia, il più debole, quello che in qualche modo crea fastidio alla vita e al benessere di qualcun altro. Guardate, purtroppo è così, viviamo in questa cultura. E il commentatore del documentario diceva: è questo il modo in cui la natura assicura la sopravvivenza della specie, facendo vivere il più sano, il più forte, il più robusto. Certo, e forse può essere vero nel caso delle aquile, ma non può essere sicuramente vero nel mondo degli umani. Tra l'altro in una società come quella nostra occidentale, in cui di vite umane ne facciamo nascere sempre meno. È proprio per questo che in una società in cui la legislazione rifiuta di custodire ogni vita, prendiamone atto, la nostra società rifiuta di custodire ogni vita, ne custodisce alcune, altre no. In questa società noi discepoli di Gesù dobbiamo invece essere testimoni di un atteggiamento contrario, custodi di ogni vita, come ha significativamente testimoniato Luca, che ringrazio, questo bel gesto che ha fatto, questa bella testimonianza, semplice, molto efficace. Chiediamo al Signore, siamo qui per pregare, non solo per fare scena o altro, no? Attraverso quelle, chiediamo proprio anche attraverso questa preghiera animata così bene, così in maniera che ci aiuta anche a partecipare, chiediamo al Signore che ci illumini e ci sostenga, perché solo la luce del suo Spirito può darci le ragioni e la forza di custodire ogni vita. Solo la luce del suo Spirito. Se guardiamo solo a noi, ci sarà sempre qualcuno che è meno uguale degli altri, per parafrasare la frase della fattoria degli animali. Tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Tutti gli animali sono uguali.
Tutti gli uomini sono uguali, ma qualcuno è meno uguale degli altri e va eliminato. Custodiamo Cristo nella nostra vita, dice il Papa, per custodire gli altri, per custodire il creato. Certo, solo da Lui troviamo la luce e la forza per dire custodiamo ogni vita. Abbiamo cercato per questa sera un segno semplice e quotidiano, che adesso verrà distribuito, è una custodia per occhiali. Gli occhiali, che siano da vista o da sole, ci aiutano nella nostra vita a vedere meglio le cose, ci proteggono da troppa luce, rendono più nitide le nostre giornate e ci fanno apprezzare appieno nei vari particolari momenti della nostra vita. Questo segno possa ricordarci di custodire le persone che incontriamo, di avere cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Questo sarà possibile solo se ci impegneremo a vedere con gli occhi di Gesù il nostro prossimo, con occhi positivi, cristiani, capaci di accogliere e custodire.
riuniti di fronte all'Eucaristia, a Gesù presente nel sacrificio del suo amore per noi, esprimiamo con fede le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Preghiamo per la Chiesa, in modo particolare per i vescovi, affinché si impegnino con costanza e fiducia a guidare verso Gesù Cristo il popolo cristiano a loro affidato, favorendo la condivisione e la valorizzazione dei doni e dei carismi reciproci. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per le comunità cristiane perseguitate in tutto il mondo, affinché possano conservare la loro fede in Gesù Cristo e riescano a ritrovare la pace e il rispetto della vita, noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per le ragazze madri e per tutte le mamme in difficoltà che attendono un figlio, perché trovino un aiuto concreto e l'incoraggiamento necessario a portare avanti la gravidanza, noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché la vita umana sia sempre da tutti considerata un tesoro prezioso, un bene mai disponibile a nessun calcolo, a nessun interesse, un bene di cui non siamo padroni, ma fedeli custodi. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché le istituzioni pubbliche e la ricerca scientifica mettano sempre al centro la vita umana, combattendo il dolore, la sofferenza e il degrado, senza mai cadere nella pretesa di poter disporre di essa come se fosse un oggetto di consumo, noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per le famiglie in difficoltà, per gli imprenditori scoraggiati, per quanti hanno perso il lavoro o vivono nella precarietà, perché trovino accoglienza solidale nelle istituzioni civili e nella trama delle relazioni quotidiane, noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Per gli operatori dei centri di aiuto alla vita, per i membri del Movimento per la Vita, per la Casa Mater Dei e per quanti a vario titolo si dedicano a diffondere una fattiva cultura della vita, perché non venga mai meno il loro impegno, noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Concludiamo queste invocazioni e raccogliamo tutte quelle che abbiamo nel cuore cantando la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Buonasera a tutti. Sono Federico dell'Ufficio Famiglia Diocesano. Vi porto i saluti di Valentina, mia moglie, a casa con i bimbi, di Don Roberto Biscar qui presente e di tutta la Commissione Famiglia Diocesana che incessantemente e con gratuità si impegna al servizio delle nostre famiglie. Vorrei salutarvi e ringraziarvi per la vostra partecipazione qui in presenza e collegati da casa, condividendo con voi un piccolissimo pensiero. Noi tutti dobbiamo sempre ricordare che il nostro status primordiale è quello di figli. Prima di essere padri, madri, fratelli, cugini, amici, siamo figli. Gesù ci mostra il Padre e ci annuncia anche il nostro essere figli di quel Padre attraverso di Lui. Siamo figli quindi, figli di un Padre che ci ama, per sua volontà, non per nostro merito. Siamo stati voluti e amati. Tutti voi ricorderete nel libro di Geremia questo passo: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Ogni vita è voluta prima di tutto da Dio. Ti ho voluto così come sei, vuole dirci il Signore. Ed è proprio da questa consapevolezza che deve partire il nostro impegno a custodire ogni vita. La vita è un dono ricevuto da Dio, dicevamo, e noi siamo chiamati a collaborare al suo disegno divino, tutelando, custodendo, accogliendo e amando ogni vita, dal concepimento in poi, riconoscendo sempre che ogni vita è voluta da Dio prima di tutto. Con questo incontro di preghiera vogliamo affidare a Dio tutte quelle persone che quotidianamente si dedicano, anche con piccoli gesti, a custodire la vita. Ma questa sera permettetemi di ringraziare le tante persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata, tra le quali il nostro Vescovo Corrado, per la sua continua vicinanza, il Movimento per la Vita di Vittorio Veneto, nelle persone del qui presente da Rossantonio, che con la moglie Annalisa oltretutto fanno parte anche della Commissione Famiglia Diocesana. Alla Casa Mater Dei, in particolare Suor Carmelita, per il loro costante e prezioso servizio di aiuto alla vita. A Don Domenico e alla corale parrocchiale e a tutta la parrocchia di San Fior di Sopra per l'ospitalità. Alle associazioni Agli Estese e Fileo per la bellissima animazione di questo momento di preghiera. Io direi che possiamo fare un bellissimo applauso di ringraziamento a loro per quello che hanno fatto. A Luca dell'Hospice per la bellissima testimonianza, alla Tenda TV per la parte tecnica e per aver trasmesso la veglia, questo incontro di preghiera, al settimanale Diocesano L'Azione per il suo prezioso servizio di informazione ed infine la sottocommissione vita dell'Ufficio Famiglia Diocesano per l'organizzazione puntuale e precisa di questa bella serata. Vi ricordo infine che questo weekend, in occasione della 44esima giornata nazionale per la vita e dell'iniziativa Un fiore per la vita, nelle nostre parrocchie al termine delle celebrazioni eucaristiche troverete le consuete primule. Vi ringraziamo fin d'ora per le offerte che vorrete lasciare. Il ricavato andrà in parte alla Casa Mater Dei ed in parte al Centro per la Vita di Vittorio Veneto per sostenere le mamme e le famiglie in difficoltà. Grazie a tutti e buon rientro.